È tempo di venire, mi trovo a Butrio, siamo nella provincia di Udine, le prime colline importanti e siamo venuti a trovare il Conte Alberto qui naturalmente nella sua azienda, anche per capire un attimino il clima, perché tutti hanno la paura e secondo me la paura è negativa perché uno ha paura di uscire, di attraversare le strisce pedonali, ha paura del ciclo vegetativo delle piante, oggi gli operatori agricoli. No? Allora in queste colline qui che sono le prime, come ha vissuta la vendemmia quest'anno, Conte? Ma vendemmia mi sembra una vendemmia molto interessante, vendemmia più scarsa rispetto a quella del 2018, però ricordiamoci che il 2018 è stata una vendemmia forse leggermente abbondante, quindi torniamo in media di produzione, media quinquennale. Fortunatamente l'abbiamo posticipata rispetto alle ultime due vendemmie e adesso vediamo questo bellissimo effetto di notti fredde che stanno arrivando che sicuramente ci danno un bel aiuto allo sviluppo degli aromi. Sì, proprio per il ciclo vegetativo molti suoi colleghi stanno acquistando vigneti in altura. Mi sembra un po' troppo precoce, un po' troppo presto per pensare a questo. A volte noi abbiamo una memoria storica breve, dobbiamo vedere cosa succederà, eccetera. E poi ricordiamoci che le piante sanno nel tempo, con calma, adeguarsi, svilupparsi e riuscire a produrre anche se il clima cambia in maniera molto leggera. Quello che noi dobbiamo fare, cioè dobbiamo cercare di ridurre questa possibilità di cambio di clima e quindi dobbiamo cercare di fare sempre una lotta di campagna sempre più leggera, sempre più soffice, inquinare di meno, stare attenti a cosa diamo in campagna. Senta, dentro al vino oramai sempre buono, ovviamente lo fanno un po' tutti, si sa, no? Quello che magari non si sa è quello che sta fuori dal mondo del vino. Lei ha una storia millenaria della sua famiglia, cosa racconta nella comunicazione? Quello che sta dentro o anche quello che sta fuori? Ma noi facciamo, diciamo, nella comunicazione un 50% quello che è il vino, il prodotto di quell'anno, il prodotto della terra che noi abbiamo portato in questo decennio, ma ci leghiamo molto a quella che è la tradizione e la storia. Il vino non è solo una bevanda, il vino è anche cultura, tradizione, è importantissimo. Io ormai dico, passati ampiamente i 50 anni, non devo inventarmi niente di nuovo, devo solo vedere quello che facevano i nostri vecchi, che ci hanno messo 400-500 vendemmie a trovare un sistema di lavorazione, fare esattamente la stessa cosa, con meno fatica, più precisione e più puntualità. Senta, siccome abbiamo l'occasione di trovare qui un ristoratore, voglio capire come viene inteso dai ristoratori il vino moderno, questo che lei ha raccontato. Ecco, qui dal Conte Alberto abbiamo un oste, abbiamo Dante Bernardis. Allora, dicevo prima, lei mi ha raccontato la storia, il Conte, lei che la sua filosofia nel mondo del vino, come la interpreta? Il vino e la ristorazione sono due cose straordinarie perché uno fa il giorno e uno ha la notte, in realtà fanno la giornata. La bellezza del vino che è messo in tavola non è solo per il bicchiere buono semplice al banco, diciamo così, che deve essere buono comunque, e poi deve essere un attimino qualcosa in più quando è in tavola, perché in tavola va un attimino, come dire, a sposare un cibo, un piatto e il resto. L'importante è che sia buono, che sia ottimo, che abbia naturalezza. Non importa, tante volte noi seguiamo le mode, se un oste prende un vino buono lui fa moda, questo diventa importante, vuol dire che il suo palato diventa importante anche per il cliente. Io credo sia questo il principio di un oste che deve fare, se piace a lui piace anche alla gente.